Che è successo? Aiù, torniamo a comandare. Torniamo a comandare. Ma ciao a tutti amici, da Napoli l'87. Prima di iniziare con il video vi invito a lasciare un bel mi piace, a iscrivervi al canale attivando la campanellina. Che Napoli, 6 vittorie su 6 partite, 18 punti a punteggio pieno. Questo Napoli ha una consapevolezza, questo Napoli ha la mentalità vincente, perché Spalletti gli ha dato la mentalità vincente, è cresciuta come squadra, come mentalità. Questa partita in passato l'avrebbe persa, invece ha dimostrato carattere e mentalità. Sì, un'altra volta lo dico perché è così. Sì, perché abbiamo vinto 2-0 senza subire gol e gestita la partita come si deve. Anch'issa mostruoso, ragazzi. Anch'issa era da tutte le parti, ragazzi, a recuperare pallone a destra, a sinistra, avanti, in difesa, centrocampo, attacchi. Impressionante. E come vi ho detto anche nella scorsa partita, anche oggi perdeva il pallone, lo andava a riprenderselo con prepotenza. Che giocatore della Madonna abbiamo preso! È ritornato con un grande assist per Osimhen e grande partita anche per Zelu. Eccolo qui, è quello che vogliamo tutti. Fabian meno dei 3, si è visto meno dei 3, ma il suo gioco l'ha fatto comunque. Ragazzi, siamo spettacolari, Rachman e Koulibaly perfetti. È il nostro muro difensivo, ragazzi, non si passa. Mario Rui, Di Lorenzo, ragazzi, impeccabili, nessuno ha fatto male, anche quelli che sono subentrati, Ounas, Lozano, Petagna, Elmas, tutti hanno fatto bene, pure i subentrati. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, ma Vittorione che segna ancora, Vittorione che segna ancora e si procura anche il calcio di rigore per il 2-0 che segna Insigne con 400 presenze con il Napoli. Che bellezza, ragazzi, non poteva finire meglio questa serata, in bellezza, anche il gol di Insigne con le 400 presenze, Vittorione che fa 6 gol, ha la media di 6 gol, 6 partite 6 gol, ragazzi, è pazzesco, è straripante. Ma quando c'è mancato Vittorio l'anno scorso, raga, ma quando c'è mancato? Mamma mia, Vittorio, sei un banderone, quando corri non ti piglia nessuno, ma come l'ha tenuto quel pallone, come se l'è guadagnato il calcio di rigore. Mamma mia, Vittorio. E il gol è proprio da rapace d'aria. Mamma mia come è andato su quel pallone. E quanta voglia aveva di buttarlo dentro. E Zelinski e Anghissà, da dove è partita l'azione. Anghissà lancio lungo, Zelinski in corsa, ragazzi. Un pallone che sembrava andare sul fondo. Zelinski l'ha preso, l'ha messo in mezzo e Osimhen ha spaccato la porta. Così siamo belli, siamo forti e abbiamo consapevolezza di quello che facciamo. Mentalità vincente, ragazzi. Questa è mentalità vincente. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale di Napoliel. Mazzarrino mio, mi dispiace, ora direi la pioggia, direi loro sono troppo forti, abbiamo sbagliato serate, non era meglio giocare di sera, era meglio giocare di pomeriggio. Loro ti conosciamo, l'orologio non l'ha potuto guardare e purtroppo è andata così per te, ti rifarai la prossima, spero che ti rifarai la prossima perché mi stai simpatico sia tu che il Cagliari. Comunque, ragazzi, con Spalletti è tutta un'altra storia. Spalletti ci fa emozionare, ragazzi. I brividi addosso, questo Napoli, ragazzi. Sarò con te, tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore e non lo diciamo quella parola, ragazzi. Non lo diciamo. Buonanotte a tutti, amici. Da primi in classifica, da Napoli 87, come sempre, ragazzi. Lo vedete sto cerchio? Lo vedete sto cerchio? Forza Napoli!